Amici, come vi ha detto Silvano, sono proprio in mezzo alla campagna veneta, precisamente a quella trevigiana. Ci troviamo a Zero Branco, io sono in compagnia di Cesare Bellò, che è il direttore di Oppo Veneto, l'organizzazione di produttori ortofrutticoli del Veneto che conta circa 500 soci. Siamo qui perché? Perché l'Università di Bologna, in particolare il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, ha promosso un corso di alta formazione che ha avuto proprio per oggetto il caso di Oppo Veneto. Un modello insomma di riferimento, direttore, di questa esperienza che è nata, lei ci ha detto oggi, addirittura nel 1965, insomma è un bel po' di tempo, direttore. Sì, è un bel po' di tempo, però io credo che l'Università di Bologna sia venuta perché il caso è il radicchio di Treviso, che poi noi siamo stati lo strumento che ha portato il radicchio di Treviso all'attenzione degli italiani. Questo è anche vero, che la nostra storia sia lunga è tutto vero. Nella realtà siamo di fronte a un prodotto che ha fatto da traino per un intero comparto, in particolare per la gamma di radicchi italiani. Allora, un prodotto, il radicchio di Treviso, che è stato il primo, lei ci ha detto, in Europa a ricevere l'IGP. E anche in questo contesto Oppo Veneto ci ha messo lo zampino. Sì, veramente ci ha messo la penna il professor Mhm, Ramponi, nel senso che l'abbiamo mhm. tradotto dal francese, perché non era ancora tradotto in italiano il regolamento, ed era allora il 95-96 e là è stato effettivamente il primo prodotto orticolo in Europa ad ottenere l'indicazione geografica protetta, tanto è vero che allora commissario Fischler, un austriaco, ha voluto da noi la documentazione perché lui poi la mostrava ai suoi colleghi europei per far vedere come si promuove un prodotto di qualità in Europa. Un prodotto che ha avuto questo successo anche perché lei diceva, insomma, mantiene le promesse. È fondamentale quando si comunica e crei aspettative nel consumatore. Noi nel consumatore abbiamo creato l'aspettativa, abbiamo prima cercato di emozionarlo con la storia dell'imbianchimento in acqua, con le brinate necessarie per dare la giusta croccantezza, il giusto gusto al prodotto. E poi quando si crea queste aspettative o le mantieni o sei perdente. In realtà noi comunque da subito ci rendevamo conto di essere in presenza di un prodotto che era in grado di mantenere le aspettative. Si trattava soltanto di affinare alcune tecniche, di lavorare nel rispetto dell'ambiente e alla fine il risultato è giunto ed è un risultato straordinario. È uno dei pochi casi in cui la produzione, ma credo sia l'unico in agricoltura, in cui la produzione è continuata negli anni ad aumentare e il prezzo ha tenuto, addirittura è continuato ad aumentare, quindi è molto significativo questo della qualità intrinseca che ha il prodotto. Diamo il benvenuto al direttore di questo corso, Luigi Vannini. Buongiorno Buongiorno. professore. Allora, come mai avete deciso di venire a Zero Branco? Beh, nella realtà dei fatti sono proprio nella conclusione dell'intervento del direttore, è un caso di successo, non sono tanti in agricoltura i casi di successo, questo è un caso di studio proprio in ragione della serie di, come dire, di esperienze di successo appunto che in questo caso si possono osservare, non solo nell'origine ma nella straordinaria caratterizzazione del prodotto, nella straordinaria relazione fra il prodotto e il territorio in cui viene realizzato, cioè veramente una casistica di esperienze e di esempi, direi che sotto il profilo formativo e didattico ha la sua importanza, anche se a mio avviso ha purtroppo forse un limite, che è quello della sua difficile ripetibilità, è un caso irripetibile, però questo rappresenta anche la sua straordinaria forza. Questo corso a chi è rivolto? Abbiamo qui un Oh, folto gruppo di no, la partecipanti. ringrazio perché questa è una domanda a cui rispondo con grande piacere. È un corso di alta formazione che in qualche modo ci è stato sollecitato dal mondo delle imprese, delle organizzazioni dei produttori, delle OP, dei grandi operatori, ma anche dei grandi gruppi commerciali, no, del settore ortofrutticolo. Siamo arrivati alla quarta edizione e noi ci dirigiamo fondamentalmente già ai dirigenti di questi gruppi. Questo corso ha un numero molto limitato di partecipanti, non supera i 20, e così ci sviluppiamo tutta questa nostra attività di formazione prevalentemente, anzi esclusivamente per il settore ortofrutticolo, però caratterizzando il corso su alcuni elementi che sono rappresentati dalla innovazione, dalla
internazionalizzazione a cui siamo fondamentalmente orientati. Qui abbiamo parlato anche di sfide del futuro. Direttore, secondo lei quali saranno per il radicchio? Noi avremo le idee chiare e speriamo di raggiungere gli stessi successi che poi abbiamo raggiunto con questa sfida che è stato allora il radicchio di Treviso. Noi pensiamo che sempre più nei desiderata del consumatore europeo e soprattutto nei desiderata di chi va a fare l'acquisto di questo prodotto, di questi prodotti, ci stia non soltanto il prodotto di qualità, è il caso del radicchio di Treviso, ma è il caso dei radicchi italiani e comunque il caso dell'orticoltura italiana, che è un'orticoltura di qualità. Oltre a questo, il consumatore europeo si aspetta che se tu gli fai la promessa che è un prodotto di qualità, vuole che anche l'ambiente che lo produce sia di qualità. E noi pensiamo che questa sia la sfida futura che riguarda le nostre aziende agricole, che diventano a questo punto tutori della biodiversità dei loro territori, ed è una sfida che è in linea con le direttive comunitarie. Bisogna che questi prodotti che portano la vita dentro le nostre famiglie, perché il prodotto orticolo, ortofrutticolo è un prodotto considerato dal punto di vista salutistico eccezionale, questo prodotto deve avere una vita propria perché viene da una vita della terra che l'ha prodotta, cioè voglio dire un concetto molto semplice, se la terra ha vita produce vita e in questo caso la nostra terra, ma non solo, la nostra acqua e la nostra aria delle nostre aziende agricole è sottoposta a controlli nell'ambito di una certificazione sulla biodiversità, fra l'altro si chiama Biodiversity Friend, azienda amica della biodiversità. Noi andiamo in cerca che ci sia la vita e lo dimostriamo ai consumatori. Tra l'altro noi lo diciamo, ci troviamo in un'azienda agricola, l'azienda Torresan, e il proprietario mi diceva proprio che qui siamo nel parco regionale naturale del fiume Sile, siamo all'interno di un parco, tanto per capire, quindi questo è un altro valore aggiunto. E l'acqua che utilizzano tutti comunque i produttori del radicchio Treviso è acqua di risorgiva, le acque del fiume Sile, uno dei fiumi di risorgiva, credo uno che ha più portata in Europa, sono quelle che poi vengono utilizzate per imbiancare il radicchio, per quel fenomeno che è un po' magico, che ha creato un po' anche le aspettative dei consumatori, l'imbianchimento. E questa acqua è un patrimonio che per fortuna questo territorio ha, un'acqua pura, potabile, mi dice. Assolutamente potabile, fra l'altro comunque ci sono controlli annuali obbligatori, oltretutto da questo punto di vista abbiamo la sicurezza e la certezza. È acqua potabile che tutte le aziende ce l'hanno e la utilizzano per questo. Professore, che cosa vi ha stupito di questa giornata di oggi? Che cosa vi rimarrà insomma di questa esperienza? Ma no, direi che il collegamento può essere anche in questo caso ai contenuti dell'intervento del direttore Bellò, perché è questo concetto della vita, perché che a mio avviso va esteso non tanto e non solo al territorio, ma proprio al tessuto sociale, no, che caratterizza il territorio stesso, perché questo vuol dire anche che se questo obiettivo è raggiunto consentiremo proprio anche all'ambito territoriale, alle persone che vivono in questo territorio di continuare a progredire, di continuare a esercitare la loro attività produttiva ed economica a livello territoriale, quindi nell'accezione più ampia del termine. Come dicevo, ma comunque i motivi di interesse e di interesse sono veramente tantissimi, non è un caso che siamo venuti qua e che veniamo qui, anzi questa è la terza volta che portiamo sempre il nostro corso di alta formazione proprio per la straordinaria eccezionalità, no, dell'insieme di esperienze che qui si concentrano e si possono osservare. E mentre voi ci state guardando, vi vogliamo ricordare, perché attorno a questo prodotto si sviluppano delle mostre, si organizzano delle mostre, delle feste correlate. Qui a Zero Branco c'è proprio la mostra del radicchio, quindi vi invitiamo a venire a visitarla. Io ringrazio i miei ospiti, grazie a Cesare Bellò, direttore di Oppo Veneto, grazie al professore Luigi Vannini, grazie dell'Università di Bologna, e qui da Zero Branco è tutto, ridiamo la linea allo studio. Ok, grazie molte. Grazie, ho la mano gelata.